Sindaco Massimo Zedda, terzo mandato, dopo Rotatori e Poetto, che cosa vuole lasciare? Come immagina Cagliari alla fine di questa legislatura? Ma intanto riprendere il lavoro dove si è interrotto, connettere i luoghi che abbiamo riqualificato che sono ancora però separati tra loro. Un esempio è quello raccontato di recente tra Santeria e Susico e il resto della città, quindi proseguire la riqualificazione perché ci sia un collegamento reale. Stessa cosa nella riqualificazione di altri luoghi della città come Smirrionis, tutto il complesso di Piazza Granatieri di Sardegna, le connessioni tra le zone verdi, tra loro, in particolar modo nell'ambito di una questione che è un simbolo della città, l'anfiteatro romano come luogo di spettacolo connesso all'orto botanico, al parco dell'ospedale civile, e ci auguriamo anche di poter ragionare insieme alla Regione e all'Agenzia del Demanio su buon cammino, in modo tale che sia un altro elemento di riqualificazione o comunque l'avvio di un percorso perché si possa restituire quel luogo alla città. Una serie quindi di interventi che possano terminare quelle connessioni e terminare quei lavori perché parti della città ancora non connesse tra loro possano essere collegate. Quindi fare di Cagliari una sorta di grande centro, quasi senza periferie. Sì, iniziare ovviamente e proseguire con il miglioramento delle condizioni di vita e dei luoghi nel centro, ma andare nelle cosiddette periferie che comunque sono luoghi di straordinaria bellezza. Basti pensare al Colle di San Michele, a Monteclaro, alle zone di Tuvigedo, Tuvumannu con Santa Vendrace, Smirrionis, San Michele e Santeria. Sono luoghi di straordinaria bellezza e meritano attenzione come il centro storico. La sicurezza sembra diventata un'emergenza a Cagliari, soprattutto nel weekend, nelle notti della Movida e nella famigerata Piazza del Carmine. Nessuno riesce, insomma, a risolvere un problema che dura da decenni. Ha in programma qualcosa? Ma c'è intanto un disagio giovanile molto forte, c'è poi una porzione di persone che purtroppo delinquono. Su questo abbiamo interloquito col prefetto, col questore, col carabinieri, la Guardia di Finanza, anche per chiedere nell'ambito del progetto Strade Sicure una dotazione di ulteriori agenti, personale che possano presidiare i luoghi. L'altro elemento, siccome la sicurezza non è solo controllo del territorio, telecamere, illuminazione pubblica, quei progetti che stiamo avviando, e interventi culturali, di spettacolo e di animazione sociale ed economica dei luoghi come Piazza del Carmine e la Marina, in modo tale da consentire che le persone per bene possano frequentare serenamente quei luoghi e possano essere allontanate le persone per male. Servono più agenti, serve più presidio del territorio? Quello sempre è una garanzia, è un elemento che rasserena e tranquillizza in particolar modo la popolazione femminile, quindi non bisogna sottovalutare questi aspetti. Il mercato di San Benedetto, insomma, finalmente il trasloco c'è stato, dopo anni di attesa, i tempi sono stati abbastanza rispettati per il trasferimento in piazza Nazzari. E il cantiere quanto durerà nel vecchio mercato? Durerà 2 anni e poi ci sarà il nuovo trasloco. Nel frattempo la grande preoccupazione giustamente degli operatori era che il mercato di San Benedetto, quello provvisorio, potesse non essere frequentato, invece l'affluenza è una garanzia per cui i clienti vecchi e anche nuovi stanno frequentando il mercato, continuano a fare compere e acquistare gli eccezionali prodotti che gli operatori vendono. Rispetterete i tempi di consegna del vecchio mercato? Beh, è indispensabile anche per la tempistica dei fondi europei. Ecco, a proposito di cose vecchie, parliamo del vecchio stadio, quando sarà demolito e a questo punto a che punto è l'iter invece per il nuovo stadio del Cagliari? Siamo in attesa della conclusione della procedura ex via, valutazione di impatto ambientale, in modo tale da poter avere il progetto immediatamente disponibile per poterlo mandare a gara. Un altro dei temi sempre sollevati dai cagliaritani è quello dei parcheggi. Aveva annunciato in campagna elettorale l'interlocuzione con la regione per utilizzare alcuni spazi anche per appunto vivacizzare zone particolarmente abbandonate della città di sera. A che punto è questo processo? Abbiamo avviato immediatamente l'interlocuzione con la Regione, di recente ci è stata trasferita la disponibilità di alcune zone di parcheggio come il parcheggio della sanità
e dell'assessorato al turismo e altri su alcuni luoghi come il parcheggio di via Caprera, il Silos, sono necessari interventi molto importanti per milioni di euro. Partiamo dagli altri e nel frattempo, in attesa di definire i lavori che possano consentire in quei parcheggi di proprietà della regione l'accesso anche di tutte le cittadine e i cittadini, stiamo tracciando la spina di pesce, i parcheggi a spina di pesce nell'ambito della via Roma, partendo dalla biforcazione con viale Trieste e poi sul viale Colombo. Un altro tema su cui i cagliaritani non sembrano essere molto contenti è quello dei rifiuti, una Tari molto alta, mastelli inefficienti per una raccolta differenziata che funziona nelle percentuali ma non nel quotidiano. Come mai non avete rinnovato, non avete reso diverso l'appalto, più efficiente l'appalto di raccolta dei rifiuti? Ma ancora c'è il vecchio appalto, è in corso la gara per quanto riguarda il nuovo sistema che migliorerà le condizioni di raccolta dei rifiuti. L'altro elemento di novità è che a seconda delle richieste dei cittadini potranno essere dotati di mastelli condominiali anche i palazzi al di sotto delle 10 utenze. E l'altro elemento ancora è che stiamo trattando a livello nazionale, perché il problema riguarda tutte le grandi città, tantissime persone che arrivano in città, molte di più rispetto ai residenti, che comunque producono dei rifiuti, ma la Tari viene fatta pagare solo ai residenti. Quindi stiamo trattando a livello nazionale l'accordo ANCI-CONAI, comuni, consorzi di raccolta, in modo tale da raddoppiare la cifra del conferimento di risorse dai consorzi ai comuni, da 700 milioni a 1,5 miliardi. L'altro elemento è quello di un accordo similare con la Regione Sardegna per dare una mano d'aiuto in termini di premialità, perché la città di Cagliari è la prima città in Italia